Dopo il bel inizio di stagione con il passaggio del turno in Coppa Italia ai danni della blasonata Nissa, la Pro Favara si appresta ad iniziare il campionato di eccellenza nella stagione 2023-2024. Domani domenica la prima partita con il Geraci Siculo, che sarà giocata in trasferta in terra madonita, con la Pro Favara pronta ad affrontare il campionato. Le velleità di fare una prestazione a vertice sono state subito esplicitate dalla società e dalla stessa dirigenza, che ha proprio allestito una squadra di tutto rispetto per fare un campionato di vertice. Nell'allenamento settimanale mister Catalano ha messo a punto quelle che sono le situazioni, in quanto deve fare a meno di 2 o 3 pedine importanti causa squalifiche e infortuni, ma come dicevamo la rosa è abbastanza forte per mettere in campo una squadra degna veramente di nota. Prima di campionato potrebbe anche essere un'incognita, vediamo il pensiero proprio di Gaetano Catalano. L'inizio del campionato non è mai facile, sarà una partita difficile contro una neopromossa che sicuramente può ben figurare giocando in casa, visto che è uscito anche dalla Coppa, e quindi ci attende una partita difficile, ma credo che siamo abbastanza consapevoli e pronti che sono tutte partite difficili e importanti, e quindi dobbiamo essere bravi ad approcciarle bene e pensare partita dopo partita. Consueto allenamento di rifinitura, mancheranno Ficarrotta e Lupo squalificati ed Erbini infortunato. Il resto della squadra è tutta a disposizione. Sì, ci sono 2 giocatori importanti squalificati, Bartolo Erbini è infortunato, però a me non mi piace parlare delle assenze, non l'ho mai fatto, anche perché abbiamo una rosa di tutto rispetto, quindi chi andrà in campo sicuramente farà il proprio dovere, come è giusto che sia.